Quando si parla di cultura si parla anche di integrazione, la cultura aiuta l'integrazione, è innegabile. Altra cosa è chi rifiuta di integrarsi, credo questo sia un altro aspetto su cui bisognerebbe fare anche attenzione, forse su questo dobbiamo interrogarci. D'altra parte le istituzioni hanno il compito di utilizzare tutti gli strumenti possibili per garantire appunto una migliore integrazione possibile. Il pensiero va ai fatti di Modena, quello del presidente Stefani, durante la conferenza di presentazione del rapporto di fine stagione del Teatro Stabile Veneto, momento in cui, nonostante i dati più che positivi, la priorità per poter competere nella contemporaneità è l'internazionalizzazione che va di pari passo con l'accesso alla cultura e all'integrazione. E noi vogliamo incrementare anche le risorse in questo senso, però dobbiamo puntare su alcune linee guida fondamentali: l'attenzione ai giovani, l'attenzione all'inclusione, l'attenzione alla formazione, anche sviluppando nuove tecnologie, e l'internazionalizzazione. Vogliamo che la cultura del nostro territorio possa essere anche oggetto di internazionalizzazione. Così tu porti gli attori, tu porti le tue idee, tu porti il mondo da cui provieni in giro per il mondo. Noi siamo gli emigranti del bello. Un teatro che chiude la stagione 25-26 con numeri record, oltre 200.000 presenze, 6.350 abbonamenti, più 56% in 3 anni, 300 scritturati tra artisti e tecnici, e che sempre più vuole aprirsi ai giovani, e per farlo, secondo il presidente, serve una rottura. Bisogna cambiare il linguaggio. Non è immaginabile che noi non abbiamo mai fatto, noi dico il mondo del teatro complessivamente, non ha mai fatto una riflessione su questo. Sto esortando chi fa la produzione del nostro teatro a frequentare tutti. Primo, devi essere curioso; secondo, devi essere libero di mente; terzo, devi avere la voglia di dire delle cose a chi viene dentro una sala di teatro.